La mostra Resistere senza armi non nasce in questo momento, ma arriva al suo giusto punto d'arrivo nel Palazzo della Regione. È nata all'Arsenale e poi è andata in giro in vari luoghi della provincia. Valorizza i documenti di quei 3.000 veneziani che sono stati ospiti dei tedeschi come IMI, cioè internati militari, neanche riconosciuti come prigionieri, dopo l'8 settembre del 1943, dopo l'armistizio rovinoso. Ben 650.000, questa è la stima, sono stati fatti prigionieri in realtà e portati in numerosi campi dell'Europa centrale e settentrionale. E lì si campava molto male e si moriva in molti. Certo, è la situazione dei campi di prigionia in genere, ma qui è una prigionia che segue a una catastrofica sconfitta, è un ritrovarsi battuti dopo avere, chissà in quanti di quei 650.000, partecipato del sogno di grandezza dell'Italia fascista, di diventare una grande potenza, mentre invece eccoli lì in moltissimi prigionieri e neanche riconosciuti come prigionieri. C'è la possibilità a questo punto di battere un colpo nel senso della dignità e della fierezza, perché tedeschi e fascisti vanno in giro nei campi per chiedere di riprendere le armi, ma dalla parte loro, dalla parte dei fascisti e dei nazisti. La grande maggioranza dei prigionieri dice di no. Questo permette quindi di recuperarli oggi, sì, naturalmente come vittime, e le vittime oggi vengono studiate particolarmente, ma anche come soggetti che quando ne hanno avuto l'occasione hanno espresso una scelta a loro modo attiva.